tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi ci troviamo nuovamente nella nostra Jambalaya Island, la nostra piccola contea di Danger Cove, precisamente nella parte sud della nostra cittadina, vicino al nuovo complesso commerciale che è stato appena eretto. Date un'occhiata a hotel di lusso accompagnati anche a grandi commerce place e date un'occhiata, sono riuscito anche a creare un grandissimo ponte ferroviario che si estende in questo piccolo laghetto che abbiamo appunto nell'ultima parte della nostra cittadina, proprio verso una nuova stazione ferroviaria che appunto si affaccia dall'altra parte dell'isolotto, dove vi ricordate ritrovavamo le nostre zone di scarico delle acque reflue. Infatti potete vedere che il nostro terreno da queste parti è abbastanza inquinato. Ho effettuato diverse modifiche all'interno della cittadina in modo tale da fluidificare il traffico. Diamo un'occhiata alla Route 66, potete vedere che esiste una grande quantità di autoveicoli che cerca di arrivare alla nostra cittadina, cercano di giungere immediatamente al, come dire, all'entrata dell'autostrada. Guardate un po' le diverse locomotive che cercano di arrivare alle due stazioni ferroviarie che si incrociano direttamente su questo fantastico ponticello ferroviario. Allora date un'occhiata direttamente alle nostre grandi automobili della regione che arrivano direttamente alla nostra strada. Sono riuscito anche a risolvere qualche altro problema inerente alle fermate dei tram. Infatti avevo dei particolari problemi che rappresentavano ovviamente le fermate dei tram non collegate, e possiamo notare anche un leggero viale che accompagna ovviamente la nostra città nella parte sinistra. Date un'occhiata, sono riuscito a fluidificare il traffico aggiungendo delle altre zone ovviamente di raccolta tram. Diamo un'occhiata anche dalla parte destra, esistono anche, come dire, altri viali di accesso ovviamente alla nostra zona commerciale. Date un'occhiata come è stata realizzata la nuova mappa. Allora, abbiamo qualche problema energetico, abbiamo un deficit di meno 18 megawatt, probabilmente perché il carbone all'interno della nostra centrale sta per terminare, però ovviamente il nostro piccolo camioncino sta per raggiungere la nostra centrale, eccolo qui, probabilmente già scaricato il tutto, stiamo attendendo un altro carico di carbone che è fermo all'inizio della città, eccolo qua, è completamente carico di 10 tonnellate e dovrà solo arrivare per rifornire la nostra centrale. Ovviamente col passare del tempo vedremo di aumentare la nostra possibilità di produrre energia. Allora, col bilancio ce la stiamo cavando abbastanza bene, siamo a circa 6.000 in più, abbiamo un netto vantaggio per quanto riguarda ovviamente il nostro budget inerente al gioco d'azzardo. Il nostro casino sta guadagnando 17.000 al giorno e la notte è appena iniziata. Bene, allora, avevo intenzione di collocare, come vi avevo detto, il nostro casino, come dire, il nostro casino raffinato per, come dire, completare la nostra bella cittadina inerente al turismo stesso, però ovviamente, come potete ben leggere, il nostro casino raffinato ha bisogno, per funzionare alla grande, ovviamente di giocatori a basso reddito, a medio reddito e ovviamente anche ad alto reddito. Possiamo notare che costa ben $140.000 e soprattutto $1.500 orari. Allora, quindi potrebbe essere anche un'ottima rampa d'accesso per guadagnare innumerevoli soldini, ma potrebbe essere anche la rampa che ci farebbe crollare giù per quanto riguarda il budget. Diamo un'occhiata alla mappa del turismo. Come potete vedere abbiamo una grande quantità di turisti che sono ospiti ai nostri grandi alberghi, come per esempio una grande quantità di turisti a reddito basso, medio, però non esistono turisti a reddito alto. Questo perché la nostra cittadina è stata concentrata certamente nel settore medio e basso reddito, quindi dobbiamo convertire la nostra città, almeno una buona parte della nostra città, in alto reddito, in modo tale da ottenere più soldi provenienti dalle tasse. Allora, io avevo intenzione di trasformare questo piccolo centro, come dire, a medio reddito nettamente ad alto reddito. Allora, vediamo di convertire i parchi che abbiamo posizionato in precedenza in qualcosa di più grosso, in qualcosa di più, come dire, più bello esteticamente. Allora, andiamo nella sezione piazze, eccole qua, vediamo di collocare un bel giardino con scultura medio, potrebbe essere ideale per convertire questa zona commerciale in una zona completamente di classe, ovvero i cosiddetti quartieri alti. Vediamo di eliminare anche questi piccoli parchi con vialetti ondulati, perfetto, vediamo di eliminarli immediatamente e collochiamo, come dire, un bel giardino con scultura grande. Possiamo far divertire una grande quantità di sim qui dentro, vediamo un po' se va bene, perfetto, aggiungiamo anche qualche piccola decorazione nei lati, ottimo, ne aggiungiamo ben due, anche il giardino con scultura piccolo, davvero un ottimo centro ricreativo per i nostri cittadini. Vediamo un po' come sta andando, vediamo di far sollevare il morale ai nostri cittadini. Succede qualcosa, anzi è successo qualcosa in questi ultimi giorni. La nostra città è afflitta in modo particolare da due particolari piaghe. Come potete ben vedere continua a morire gente e la criminalità è preoccupante. Avendo scelto una città impiantata sul gioco d'azzardo, ovviamente questo era un fattore da aspettarsi, però ovviamente come dire, la sanità è uno dei fattori più importanti per mantenere i turisti attivi nella nostra città, quindi dobbiamo necessariamente ridurre queste morti presenti nella nostra città. Allora, innanzitutto
perfetto, vediamo di collocare un altro parco per innalzare il valore del terreno proprio da questa parte, perfetto, adesso questa zona verrà convertita a breve in delle vere e proprie residenze di lusso, già da questa parte stanno facendo qualcosa, perfetto, iniziano i lavori per delle vere e proprie boutique, ottimo, date un'occhiata alla sezione della sanità, come potete vedere abbiamo 4 morti al giorno per quanto riguarda la nostra piccola clinica, avevo intenzione di collocare una nuova ala ospedaliera per accogliere più pazienti e forse sarebbe un'ottima idea per diminuire le morti nella nostra città. Se questo problema continuasse a persistere vedremo di collocare una nuova clinica magari da un'altra parte all'interno della nostra città. Vediamo di fare un piccolo calcolo. Allora, nella nostra città le spese sanitarie ammontano a 2100 monetine, un ospedale costerebbe ben 1700 e ovviamente avrebbe 50 camere per pazienti e 40 per capacità di sala d'aspetto. Allora ovviamente saremo nelle stesse condizioni della nostra clinica, quindi forse potrebbe essere anche un'ottima idea per risparmiare collocare il nostro ospedale, quindi adesso vedremo che cosa fare. E per adesso, come potete vedere, siamo ritornati a 35.000 abitanti proprio perché stiamo convertendo tutte le nostre residenze in dei quartieri molto più eleganti. Allora, potete vedere che siamo riusciti a raggiungere quasi il $1.000.000 tramite ovviamente qualche altro aiuto che ci è arrivato da un giocatore, ovviamente il nostro caro Croda97 ci ha inviato $140.000 direttamente dalla sua cittadina, che sono stati fondamentali per rinnovare la nostra cittadina. Allora, vediamo se il carbone sta arrivando nella nostra piccola centrale, vediamo un po' dove si ritrova il nostro piccolo camioncino con tutti questi dannati problemi di traffico che nonostante siano stati risolti in parte, potete vedere che ancora il nostro camioncino effettua un po' di difficoltà ad arrivare alla nostra centrale a carbone. Vediamo un po', qui ci sono altri 2 camion pronti ad arrivare, maledizione, stiamo per terminare le scorte. Potete vedere che abbiamo anche terminato le nostre scorte d'acqua, dannazione. Vediamo di fare al più presto. Allora, abbiamo ancora acqua disponibile nella regione per 102 kl. Vediamo di fare qualcosa. Ne possiamo comprare un po', come dire, dal nostro Voodoo Island. Perfetto, per eliminare questi problemi. Siamo per adesso sotto di $2.000 perché le nostre, come dire, le nostre particolari fonti di guadagno, come per esempio il nostro casino, non ricevono abbastanza energia elettrica. Speriamo che il nostro camioncino si sbrighi, dannazione. Forza, amico mio, eccolo qua che è bloccato probabilmente per... Ah no, dannazione, eccolo qui. Maledizione, guardate come corre, eccolo, guardate un po' che figo, arriva direttamente alla nostra sezione della centrale a carbone. Avevo pensato, come dire, di rinnovare la nostra città per quanto riguarda la centrale di energia solare, però ovviamente prima voglio rinnovare la nostra città creando dei veri e propri quartieri alti. Date un'occhiata come vengono erette direttamente dall'alto, anzi dal basso verso l'alto, dei veri e propri quartieri ad alto reddito. Esistono anche delle piscine, come dire, al piano superiore. Vediamo un po' di rinnovare questa zona, vediamo un po' intanto come stanno andando i trasporti, diamo un'occhiata. Perfetto, abbiamo recuperato i problemi energetici, ecco che arriva direttamente del carbone. Sono riuscito, come dire, a rinnovare la nostra piccola centrale per quanto riguarda dei generatori di carbone avanzato, in modo tale da ridurre l'inquinamento. Abbiamo un inquinamento atmosferico nella norma, quindi non ci sono particolari problemi, e questo ovviamente è uno dei fattori principali. Date un'occhiata come vengono costruite le impalcature appunto per la nostra nuova cittadina. Attenzione che succede qualcosa, vediamo un po', ci sono dei problemi inerenti ai treni. Forse c'era qualche problema con l'elettricità. Allora, vediamo un po' per quanto riguarda gli autobus. Abbiamo 40 minuti di attesa media, esistono davvero le nostre 2 piccole stazioni, vediamo se possiamo migliorarle ancora. Mi sa che hanno raggiunto la loro capacità massima. Perfetto, vediamo se possiamo fare qualcosa inerente ai tram. Ottimo, sta andando tutto alla grande. Date un'occhiata al nostro, come dire, al nostro impianto tranviario, come si evolve all'interno della nostra cittadina. Adesso raccoglie una grande parte della nostra zona commerciale, quindi aiuta i turisti a muoversi più velocemente. Allora, organizziamo un nuovo evento nel nostro nuovo centro espositivo, come per esempio un bel evento sportivo. Ecco qua, tra residenti e turisti a basso e a medio reddito, potrebbe essere un'ottima idea, e anche un'altra rappresentazione al Globe Theater, in modo tale da ottenere altri introiti. Vediamo di eliminare ovviamente i nostri edifici abbandonati per rinvigorire, come dire, la nostra crescita. Perfetto, vediamo come sta andando. Ecco ovviamente i nuovi quartieri che sono stati appena adesso edificati, e i nuovi palloncini, come dire, palloncini, le nuove mongolfiere che vengono ovviamente lasciate dal basso verso l'alto. Attenzione alle gru, attenzione a non scoppiare i palloni aerostatici, voi qua sopra, state attenti, guardate un po' che grandi costruzioni che stanno per essere proprio lanciate in alto, mamma mia, eccole qui. Allora, adesso dobbiamo capire più o meno dove posizionare il nostro casino. Deve essere necessariamente vicino alla nostra zona commerciale, quindi vediamo, potrebbe essere un'ottima idea eliminare questa piccola zona e posizionarla appunto da questa parte. Adesso siamo nuovamente in positivo, guardate un po' che nuove residenze che sono state appena adesso collocate. Allora, diamo un'occhiata alla mappa del turismo e vediamo un po' che cosa succede. Probabilmente adesso inizieranno ad arrivare persone di alto gusto, come dire, direttamente nella nostra zona ad alto reddito. Perfetto, allora vediamo di capire più o meno cosa fare. Cerchiamo di eliminare questa piccola zona a medio reddito, vediamo di fare un po' di pulizie. Ottimo ragazzi, c'è anche la nostra bella strada, come dire, il
nostro bel viale ad alta densità, potremmo trasferirlo direttamente da questa parte per rinvigorire anche il traffico. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Inviamo una bella strada proprio da questa parte. Ok, con 7.000 dollaroni vedremo di fluidificare il traffico. Eliminiamo anche da questa parte questa piccola strada. Ottimo, c'è dannazione questa ferrovia proprio in mezzo alle scatole. Allora, vediamo se possiamo posizionare il nostro bel casino elegante. Eccolo qui, probabilmente non creerà alcun problema da queste parti. Eccolo qua, 140.000 dollari ben spesi, forse i migliori 140.000 dollari mai spesi. Allora, speriamo che inizi a lavorare alla grande. Cerchiamo di collocare altre zone commerciali proprio da questa parte per far aumentare il numero di turisti presenti nella nostra città. Vediamo di contornarlo con delle zone proprio inerenti a questo settore. Cerchiamo di calmare i cittadini che tentano di appoggiarsi da queste parti. Ok, calma ragazzi, qui questa zona deve essere completamente attiva per quanto riguarda il commercio. Allora, ancora siamo in cercasi personale. Vediamo di collocare come dire, delle fermate degli autobus proprio da questa parte e anche un centro, un parcheggio di interscambi, in modo tale da accogliere innumerevoli macchine dei turisti proprio da queste parti. Ok, vediamo adesso che cosa possiamo fare. Necessariamente questa strada deve essere convertita in una strada un viale da tram ad alta densità e soprattutto anche questo bel ponticello, ponte viale da tram ad alta densità, in modo tale da favorire l'accesso ai tram da questa parte. Vediamo di collocare anche un'altra fermata dei tram proprio davanti al nostro nuovo casino. Perfetto, vediamo come sta andando. Ok, 33 minuti di attesa, forse è arrivato il momento di collocare un nuovo tram. Ci sono anche altri problemi, come potete vedere il servizio antincendio è lento, maledizione. Nelle ultime ore ho subito davvero parecchi incendi che hanno mandato in pezzi proprio la nostra piccola cittadina. Vediamo, forse c'è anche qualche altro problema col carbone. Stanno finendo le scorte di carbone, produzione ridotta al 50%, dannazione. Vediamo di portare questo dannato carbone. Ecco che arriva nuovamente il nostro camioncino, eccolo da questa parte. Potete vedere che una grande parte della nostra città non usufruisce dell'energia elettrica, soprattutto le nuove strutture che sono state appena adesso costruite. Vediamo di acquistare un altro bel po' di energia. Eccola qua che arriva direttamente nella nostra città, per adesso non abbiamo problemi. Questo problema energetico deve essere necessariamente come dire, eliminato. Vediamo un po', ecco, edificio in fiamme, potete vedere che i primi grattacieli vengono gettati a terra proprio da queste dannate fiamme. Vediamo un po', forse è arrivato il momento di collocare una nuova stazione dei pompieri per ridurre al minimo questi dannati problemini. Allora, vediamo cosa succede. Il nostro nuovo quartiere mi sa che sta andando alla grande. Guardate un po', vogliamo un po' di energia. Avete ragione ragazzi, vediamo come sta andando il nostro casino. Per adesso siamo a 4.000 in meno al giorno, ecco che stiamo iniziando a guadagnare. Vediamo di osservarlo un po' più da vicino, concentriamoci più da vicino sul nostro casino. Allora, vediamo un po', eccolo qua i turisti, guardate un po' della fila di macchine che ritroviamo qui davanti. Proprio la nostra città sta diventando una vera e propria New York, come dire, un po' in una porzione un po' rimpicciolita, però proprio è diventata una sorta di modellino da esposizione. Proprio ritroviamo la zona a bassa densità nella parte nord, una zona residenziale a media densità proprio nella parte sinistra, e proprio nella parte ovest ritroviamo adesso i quartieri alti con delle vere e proprie colonne che si alzano da terra e raggiungono circa i 50-60 piani. Guardate che sono fighe. Allora, vediamo se possiamo effettuare qualche miglioria. Vediamo un po', esistono delle particolari luci del casino per attirare ovviamente nuovi turisti. Vediamo di mettere il cartello vistoso del casino, questa bella torta di compleanno direttamente sulla cima del nostro casino. Eccolo qui, diamo un'occhiata. Mid range casino, perfetto. Vediamo di aggiungere anche qualche bella stanza, come dire, delle camere raffinate al pian terreno, in modo tale da innovare il tutto. Perfetto, per accogliere sempre più persone. E aggiungiamo anche le sale da poker. Ovviamente le sale da poker, la scala reale per la ricchezza è una full house di giocatori di poker. Attireremo ovviamente nuovi giocatori a reddito basso che garantiranno ovviamente un afflusso di denaro nelle nostre casse. Vediamo di costruire adesso, come dire, un'altra camera raffinata nella parte sud del nostro piccolo casino. Perfetto, esistono anche delle migliorie verso l'alto, come per esempio gli attici, potete vedere che possono essere migliorati anche verso l'alto. Perfetto, adesso dobbiamo solo attendere, come dire, che i turisti vengano a sperperare il loro denaro nella nostra piccola città. Cosa sta succedendo? Allora, per quanto riguarda i treni c'è qualcosa, stazione ferroviaria chiusa, c'è questo dannato problema dell'energia, dobbiamo fare qualcosa. A quanto pare il nostro bel camioncino è riuscito a ottenere una grande quantità di carbone, è riuscito a trasferirlo direttamente alla nostra centrale. Adesso con 13 tonnellate stiamo garantendo un'ottima quantità di energia alla nostra cittadina, e come potete ben vedere siamo riusciti a mantenere costante ovviamente la nostra produzione. Siamo, per quanto riguarda l'energia, un surplus di 7,8 megawatt, quindi potrebbe essere un'ottima idea continuare su questa strada, solo che questa dannata centrale a carbone continua a sprecare tutte le nostre risorse in maniera costante e molto rapidamente, quindi potrebbe compromettere la crescita della nostra città. Avevo pensato di collocarla vicino alla rampa di accesso dell'autostrada, in modo tale da velocizzare
velocizzare i nostri rapporti, come dire, con i nostri piccoli camioncini del carbone provenienti dalla regione, però andrei a inquinare certamente l'area residenziale. Ovviamente non c'è neanche spazio per la centrale energia solare, come mi aveva detto qualcuno di voi. Non posso posizionarla in questo isolotto come mi avevate consigliato, proprio perché andrei ad eliminare la discarica e non c'è appunto alcun luogo dove posizionare la nostra zona di raccolta rifiuti, quindi neanche l'energia solare potrebbe essere un'idea adatta. La centrale a carbone per adesso può andare abbastanza bene, dobbiamo solo dare qualche sberla a coloro che guidano i camioncini di carbone per velocizzare quindi questi processi. Nel momento in cui nella nostra regione verrà scoperto il progetto di energia pulita, ovvero il generatore di carbone pulito, vedremo di collocarla appunto nelle vicinanze del centro residenziale. Allora, potete vedere che all'interno del nostro casino raffinato tutto sta andando alla grande, siamo riusciti a guadagnare circa 21,990 dollari, quindi questo casino può andare abbastanza bene per quanto riguarda queste ultime ore. Siamo riusciti ad avere circa la metà dei turisti presenti all'interno del nostro casino per quanto riguarda la sua capacità massima, quindi potrebbe essere anche un'ottima idea continuare ad implementare nuovi alloggi proprio per questi turisti. La nostra grande quantità di turisti, come dire, a reddito alto sta continuando sempre ad aumentare, abbiamo sempre più turisti che si avvicinano alla nostra città proprio per i continui eventi che vengono organizzati. Come potete ben vedere sono riuscito a collocare proprio dall'altra parte della nostra città la divisione dell'intrattenimento. Essa mi ha permesso di ottenere la grande possibilità di migliorare il nostro casino fantascientifico tramite l'aggiunta al posto della discoteca dei Bee Gees e del nostro caro John Travolta il palcoscenico delle celebrità. Esso ovviamente attirerà sempre più turisti, circa 2800 al giorno, e ci garantirà quindi un completo afflusso di denaro nelle nostre tasche. Allora, adesso stiamo cercando di migliorare questo problema per quanto riguarda il turismo, cerchiamo di essere sempre più decisi e sono riuscito soprattutto a collocare una nuova centrale di polizia, ovvero il distretto di polizia con il nostro caro ispettore Gadget che si ritrova probabilmente all'interno del suo piccolo elicottero, proprio nella parte sud della nostra città. La nostra centrale, anzi il nostro distretto di polizia ha aggiunto, come dire, nella parte superiore una piccola stazione, una piccola piattaforma per gli elicotteri in modo tale da sorvolare la nostra città ed evitare tutti quei grandi problemi di traffico che ci affliggevano continuamente. Ho aggiunto anche qualche piccola, qualche piccolo parcheggio delle volanti per intensificare la nostra presenza delle forze dell'ordine in città. Cerchiamo di eliminare questo dannato problema. Allora, vediamo come sta andando. Mi sa che c'è sempre ancora qualche problema al servizio antincendio, maledizione. Cerchiamo di innovare il tutto. Addirittura il nostro concerto rock che è stato appena adesso preparato sta per prendere piede, anche la nostra rappresentazione al Globe Theatre, come potete ben vedere, sono delle fonti principali di guadagno. Attenzione, mi sa che c'è qualcosa, lavoratori insufficienti, abbiamo 34.000 persone all'interno della nostra città, sono un po' poche, dannazione, perché ovviamente le residenze ad alto reddito non consentono a molte persone di andarci a vivere, ma in compenso pagano molte più tasse. Allora, cerchiamo di capire qualcosa all'interno della nostra sezione del turismo. Come potete ben vedere non abbiamo più la possibilità di collocare strutture turistiche che ci permettono di organizzare eventi, bensì abbiamo la possibilità di collocare qualcosa di diverso, qualcosa che possa attirare turisti in maniera decisiva. Allora, vediamo un po', abbiamo abbastanza soldi per collocare qualcosa di interessante, come per esempio diamo un'occhiata alle Willis Tower. È appunto, come dice la descrizione, una delle torri più grandi degli Stati Uniti. Ovviamente si ritrova a Chicago, con 108 piani potrà attirare una grande quantità di persone e io direi di collocarla necessariamente vicino al nostro grande casino elegante. Vediamo di posizionare la Willis Tower proprio vicino alla nostra zona commerciale ad alto reddito, perfetto. Date un'occhiata alla grande quantità di taxi che sono presenti appunto nelle vicinanze della nostra bella torre. Essa sicuramente rappresenterà un grande vantaggio. Date un'occhiata, non riesco neanche a inquadrarla tutta dal basso verso l'alto, eccola, forse ci arriviamo, addirittura è passato un bel aeroplanino, olè, guardatela qua, in tutto il suo splendore la Willis Tower, mamma mia, proprio un bel giro turistico intorno ad essa. Oh, attenzione, qui addirittura c'è un bel grattacielo di enormi dimensioni. Vediamo cosa dice, vado a fare un po' di spesa, sarò di ritorno in un attimo. Ottimo ragazzo mio, divertiti. C'è qualche problemino, vediamo un po', casino chiuso, hanno bisogno di impiegati tu casino per lavorare. Allora, vediamo un po', c'è questo dannato problema della disoccupazione, ci sono più posti di lavoro di quante persone ci sono ovviamente nelle nostre città, dobbiamo migliorare questo fattore, maledizione. Vediamo un po' di eliminare queste dannate case che compromettono la nostra crescita. Ok, vediamo un po', attenzione che qui c'è, oh mamma mia, stavo per distruggere l'intero casino. Allora, questa piccola strada mi sa che possiamo eliminarla, perfetto, che crea solo qualche problema. Benissimo. Allora, da questa parte vediamo se possiamo collocare qualche nuova residenza, magari a basso reddito, vediamo di eliminare queste piccole
industrie che per adesso ci hanno garantito ovviamente la grande presenza di soldini nella nostra città sin dai primi momenti, però adesso è arrivato il momento di eliminarle per sfruttare tutta questa zona proprio per una zona residenziale, per attirare sempre più persone nella nostra città e quindi rinnovarla aggiungendo nuovi posti di lavoro. Allora, vediamo se possono arrivare nuove residenze proprio da questa parte. Perfetto, stanno per impiantare al terreno proprio delle nuove impalcature. Perfetto, vediamo come sta andando il problema della nostra discarica. I bidoni dell'immondizia ritirati al giorno, ovviamente il ciclo di rifiuti è appena incominciato, quindi ancora ci ritroviamo in negativo, però per quanto riguarda la spazzatura per adesso non abbiamo grandi problemi. Perfetto, allora il nostro casino mi pare che sta andando proprio molto bene. Vediamo di aggiungere adesso qualche altra miglioria, come per esempio un'altra bella camera, anzi aggiungiamo un bell'attico in modo tale da accogliere camere di alto livello in maniera proprio costante. Vediamo di aggiungerne ben due. Perfetto, sembra una vera e propria nave da crociera. Allora, creiamo un'altra zona appunto da questa parte. Olè, perfetto, esistono dei veri e propri attici, sembra proprio una nave da crociera impiantata su questa bella costa. Allora, vediamo, c'è addirittura qualche altro problema di acqua, maledizione, però ce ne sono ben 71,5 kl disponibili dalla regione, quindi non si presenterà più. Ok, mi sa che ce la stiamo cavando abbastanza bene, la quantità di turisti, come dire, ad alto reddito sta per popolare la nostra città in maniera costante. Potete vedere anche da questa parte, esistono anche diversi turisti ad alto reddito che popolano il nostro casino. Perfetto, vediamo come sta andando la sezione del traffico, vediamo un po' proprio da questa parte. Per quanto riguarda i tram, grazie per i vostri consigli, ovviamente. Quando mi apparivano quei messaggi delle fermate non collegate era appunto perché non ero riuscito a collocare nella maniera migliore le strade. Allora, adesso avevo intenzione di migliorare questi bei ponticelli che abbiamo appunto davanti agli occhi in qualcosa di più decoroso, come ponte sospeso, viale da tram ad alta densità. Servono $20.000 ed eccolo qui, il nostro piccolo Brooklyn in miniatura. Guardate che figo, vediamo di migliorare anche quest'altro. Olè, altri $12.000, perfetto. Ne lasciamo solo due perché non voglio esagerare. La nostra città verrà reclamata ovviamente anche all'interno delle città dei nostri cari alleati per i nostri due ponti di Brooklyn. Guardate che sono figli l'uno dopo l'altro, mamma mia. Allora, vediamo un po' come sta andando la costruzione della nostra grande opera. Eccolo qua, guardate un po' quanti turisti che continuano ad arrivare nella nostra città, proprio da tutta la nostra regione continuano ad arrivare. Probabilmente abbiamo avuto un collegamento con il nostro Liberty City, il nostro caro amico, vediamo il nostro caro Croda, perfetto, Croda 97. Abbiamo avuto collegamento con la società tramite l'utilizzo dei traghetti, quindi potrebbe essere anche un'ottima idea collocare qualche altro traghetto per rinnovare quindi il nostro apparato quindi marittimo. Per quanto riguarda la nostra grande opera potete vedere che non stanno arrivando granché per quanto riguarda metalli, petrolio greggio e leghe, quindi ci troviamo come dire bloccati a un processo ancora primordiale all'interno della prossima città che andrò a edificare, ovviamente sempre se avete voglia di vedere una nuova città. Come avete potuto vedere, questa prima città è stata impiantata sul turismo, in maniera molto particolare sul turismo a medio, alto reddito e basso reddito, come dire, ho abbracciato le diverse tipologie di casino che mi hanno garantito quindi di aggiungere una quantità diversa di turisti nella nostra città e come avete ben potuto vedere è stata una sorta di successo, anche se non ho avuto molti cittadini nella nostra città a causa del piccolo spazio che avevo disponibile. Abbiamo 35.000 abitanti che continuano a lavorare come dire sodo per garantire le entrate che come potete vedere raggiungono i $35.000, quindi una grande quantità. All'interno della prossima città, quindi fatemi sapere se avete voglia di vedere una nuova avventura magari incentrata su qualcosa che non avete mai visto, come per esempio il petrolio. Non ci siamo mai lanciati in questa strada. Potrebbe essere anche un'ottima idea porre come primo obiettivo la costruzione della grande opera. Ho intenzione di creare una nuova città, come dire, sempre con il vostro appoggio, se avete voglia di vederla, con tutte e tre le tipologie di materie prime disponibili, ovvero i metalli, ovviamente i minerali greggi, il carbone e il petrolio, in modo tale da contribuire in maniera costante io stesso alla costruzione di una grande opera, terminarla e vedere un po' come viene fuori, che ancora non sono riuscito a vederla proprio una grande opera dall'esterno e soprattutto capire i suoi benefici. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. La nostra città, come avete ben potuto vedere, ha raggiunto la massima possibilità di espansione tramite ovviamente la nostra zona ad alta densità nel piccolo promontorio vicino alla nostra stazione ferroviaria. Siamo riusciti a divertirci proprio nella maniera migliore. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay. Ovviamente il nostro casino ormai è stracolmo di persone, $105.000 al giorno. Date un'occhiata, i turisti continuano sempre a entrarci dentro.
vediamo un po' da vicino quello che succede, guardate la grande quantità di persone che continuano a entrare e a uscire, proprio una vera e propria, come dire, un vero e proprio obiettivo raggiunto, proprio entrate, proprio stiamo nuotando nell'oro, il nostro sindaco probabilmente ogni volta che va la sera a dormire si tuffa nell'oro per divertirsi. Vediamo un po' come sta andando il nostro casino fantascientifico, 37.000 dollari, addirittura il casino raffinato è stato qualcosa di più che ci ha portato a un nuovo livello. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate per quanto riguarda una nuova avventura, visto che la nostra città ha raggiunto il culmine, ovviamente la massima possibilità di espansione, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate per una nuova avventura, una nuova campagna magari incentrata sulla produzione petrolifera e soprattutto sul completamento di una grande opera per vederla, come dire, nel suo splendore dall'esterno. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un commento o un voto. Ci becchiamo al prossimo gameplay ragazzi, ciao a tutti!